trovo alla Galleria Civica Cavour di Padova per una mostra sui diavoli, i Krampus, diavoli delle montagne, che tu hai raccontato non solo qua ma anche con questo catalogo bellissimo. Chi sono i diavoli delle montagne? Questi Krampus sono elementi di una tradizione che viene da lontano. Sono per tradizione giovani e degenerati che scendevano dalle montagne a depredare i villaggi. Nel tempo si sono trovati mischiati al diavolo in persona e hanno dato alla popolazione modo di cercare di mettere pace a questi avvenimenti chiamando San Nicola, che viene a redimerli ogni volta che scendono dalle montagne, e quindi è una tradizione che si perpetua nel tempo ormai dai secoli, il 5 dicembre di ogni anno. Perché il diavolo piace così tanto? Ma il diavolo piace così tanto perché ci mette di fronte a noi stessi. Una delle tematiche maggiori di questa mostra e della tradizione è che il Krampus si riveste sia la nostra parte più oscura che la parte più chiara, semplice e bella di noi. È una bella metafora della vita, direi. E mi pare che sia una cosa che capiscono di più i bambini che gli adulti. I bambini incredibilmente sono attirati da questa estetica del diavolo. È un po' quello che succede quando siamo grandi, siamo attirati da certe cose, anche impauriti. Diciamo che i bambini la vivono in maniera un po' più facile e naturale, la vedono come un gioco. Senti, ma fotografare questa metafora del diavolo per così tanto tempo, hai fatto dei brutti sogni la notte? Ho fatto qualche brutto sogno ogni tanto perché i ragazzi si divertivano a spaventarmi. Krampus fino al 29 gennaio, ingresso libero a Padova. Ingresso libero, Galleria Cavour. Grazie Roberto, buongiorno Martino. Grazie a te. Ciao, arrivederci.